Buon pomeriggio, bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, Il Punto, fine settimana dedicato come sempre alla politica, insomma in tutte le sue sfaccettature. Oggi parleremo di finanziaria regionale che è ancora in discussione a Saladerco e cercheremo di capire cosa c'è dentro questo documento, tanto per capirci noi, insomma con i nostri telespettatori. La finanziaria è quella che contiene diciamo anche quei famosi finanziamenti di cui si è parlato, quei finanziamenti a pioggia per lo spettacolo e per associazioni di cui abbiamo tanto dibattuto anche nelle scorse puntate, ma dentro c'è tutto, anche misure diciamo che riguardano tutte le fasce della popolazione siciliana. Cercheremo di capire insomma chi ne beneficia di più in quest'ultima finanziaria che è ancora, dicevo, in discussione, ma parleremo anche di acqua perché ci sono dei comuni, ahimè, in Sicilia, che dovranno razionare l'acqua persino a Natale. Impensabile fino a qualche anno fa, la crisi idrica diciamo, ha cambiato, ha sconvolto proprio la vita delle famiglie siciliane. Ne parleremo e ci collegheremo con Caltanissetta, dove appunto c'è uno dei comuni dove c'è l'acqua razionata, così come Enna e tante altre province in Sicilia. Poi parleremo anche di Agrigento, capitale della cultura 2025. Praticamente tra una decina di giorni la città sarà investita, anzi è già stata investita, ma comincerà il suo anno da capitale della cultura 2025. Siamo andati a vedere insomma come sta preparando la città, appunto la fondazione, questo anno di attività e ve lo diciamo adesso con qualche ritardo nella tabella di marcia. Prima di affrontare, di entrare nel vivo di tutti gli argomenti, ovviamente l'anteprima la dedichiamo anche oggi a Totò Calì, alla sua settimana. Ciao Totò, eccoti, buonasera, in splendida forma. Ciao Totò, come stai? Ecco. Bene, benissimo. Hai visto che c'è adesso, quando parli tu c'è anche una musichetta un po' rilassante, non so se la senti. Sì. Un po' di jazz così per cominciare bene questo pomeriggio, questo fine settimana, che è il fine settimana, tra l'altro la settimana prossima sarà Natale, quindi insomma è importante. È Natale, quindi qualche vignetta l'ho dedicata anche a Natale. Allora vai, prima vignetta. Allora, vediamo. Questa è appunto quella che è successo ieri. Ieri c'è stata in tutte le scuole la recita di Natale e anche al Palazzo di Giustizia di Palermo c'è stata la recita di Natale. Sì. È stato assolto però dai, insomma, sì, con la formula assolto con la formula piena, come dice la Buongiorno. Perché il fatto non sussiste, come Babbo Natale, infatti, non sussiste. Allora dire, dai, che qualche bambino magari ci può seguire. Qualche bambino crede ancora. Anche qualche politico ci crede ancora. Anche a Caltanissetta credono ancora che gli danno l'acqua, voglio dire. Non è che... Prossima vignetta, questa che è? È in vigore il nuovo codice della strada. C'è sempre con Salvini però, vabbè, dai. È lei, quella che beve sul serio è lei. A lei non glielo fanno, la Ferrari, no? La Ferrari beve, però insomma non glielo fanno. Andiamo avanti. Andiamo avanti, sempre sul Natale, ma ci sono stati... Chi sono questi? Lombardo, Miccichè e la Galla, no? No, questi già la settimana scorsa. Questi sono quelli veri, i re magi. C'è stato un avvistamento di droni nei cieli degli Stati Uniti, nel New Jersey. Ok. E quindi questi sono i tre re magi. Dicevano, dove andiamo? Te l'avevo detto che stavamo seguendo un drone. E quando ci arriviamo a Bethlehem così. Insomma, è sempre più difficile seguire la cometa con tutti questi droni in cielo. Esatto, sempre più difficile. Prossima. Sempre Babbo Natale, dice qui c'è uno che mi ha chiesto un giubbotto di renna, che sono le renne già le renne tremano ogni Natale, insomma. Un intervento un po' sereno, insomma. Sereno. Abbiamo un'altra? Questo qua dice cosa vuoi per Natale? Soldi? Ma dai, qualcosa di preciso. 2.000 euro. Insomma, le richieste oggi non sono più diciamo il giocattolo, la cosa eccetera, ma il telefonino, ma i soldi. Allora, chiudiamo con forse l'ultima? Chiudiamo con Zelensky, che insomma non si capisce se gli danno le armi o non gliele danno, ecco. Comunque lui ha dichiarato che non ci sono più forze per riprendere Crimea e Donbass, ci sono rimaste solo queste come armi e sono i botti di fine anno. Fornitura napoletana immagino, no? Certo, fornitura rigorosamente napoletana. Senti Totò, allora ce n'è ancora un altro. Perché Catania risale di 9 posti nella qualità della vita, da 0 siamo arrivati da penultimi siamo arrivati adesso
quasi penultimi, e quindi questo qua che è ovviamente... Si sente già l'olezzo da qua. Lascio a voi immaginare cosa sia quella roba marrone, dice bene, almeno posso togliere il tubo. Sei cattivissimo questa settimana, va bene. Totò, va bene. No, non ce n'è più. Totò, grazie. Allora, buon Natale, noi ci vediamo il 28, non ci fermiamo neanche per le feste, faremo un fine d'anno. Un fine d'anno col botto, non ti dico, non ti anticipo nulla, non anticipo nulla ai nostri telespettatori, faremo un po' di bilanci, vedremo anche, parleremo di Capodanno, insomma qualche indizio l'ho dato, va bene. Grazie Totò, ci vediamo la prossima settimana, buon Natale, mi raccomando, non mangiare troppo, ma soprattutto stai attento, non bere, perché se poi esci in macchina c'è il codice nuovo della strada, lo dico sorridendo, ma attenzione, lo dico anche ai nostri telespettatori, quindi questo lo dico anche a te. Io bevo acqua, frizzante va bene? Auguri. Ciao Totò, tanti auguri. Allora, ci fermiamo, la sigla, poi cominciamo a entrare nel vivo, oggi con il segretario del Partito Democratico regionale Anthony Barbagallo, Fabio Mancuso, eminenza del Movimento per le Autonomie, avremo Rosario Crocetta in collegamento non lo so da dove, lo scopriremo insieme, poi collegamenti con Caltanissetta, Agrigento, il nostro Antonio Condorelli, Miriam Di Peri, insomma chi più ne ha più ne metta, come sempre dentro il nostro punto, il nostro approfondimento. Buon pomeriggio ancora. Allora, abbiamo anticipato un po' di temi, oggi parleremo di finanziaria regionale, di acqua che non c'è ovviamente in molti comuni della Sicilia, soprattutto quelli che diciamo sono più penalizzati sono quelli della Sicilia centrale, ma parleremo anche di Agrigento Capitale. Oggi, tra virgolette, in questo momento c'è Schifani ad Agrigento che ha riunito i suoi, quindi insomma chissà se verrà fuori qualcosa proprio per accelerare il processo di Agrigento Capitale. Noi ci siamo stati e vi mostreremo un po' quello che sta succedendo in quella provincia. Saluto gli ospiti. Anthony Barbagallo, deputato nazionale e segretario regionale del Partito Democratico, ben trovato. Buonasera a tutti. Fabio Mancuso del Movimento per le Autonomie, sindaco di Adrano, poi vedo Rosario Crocetta che non lo vedevo da un sacco di tempo. Crocetta, sempre in forma, sempre bello colorito. Come va? Dov'è? Ma io sono stata a Catania tante volte, perché tu stai negli orari in cui io sto magari in giro, tu sei in televisione, quindi ci vediamo poco anche per questo. Ci becchiamo in televisione, come sempre, con Crocetta. Allora, mi fa piacere perché è bello allegro, come sempre, colorito, sorridente. Ciao Rosario, ciao. Saluti dallo studio. Ciao a tutti. Allora, poi vedo Miriam Di Peri pronta per il cenone di Natale, bella, elegante, acconciatura fresca. Miriam l'ho incontrata tante volte a Palermo, è vero Miriam? Acconciatura, ciao Miriam. Però parla Crocetta, nel frattempo oggi sarà difficile da gestire. Crocetta, dov'è lei? In Tunisia, ci vediamo no? spesso a Palermo. Crocetta viene. Ma ora dov'è Crocetta? Se no gliel'ho chiesto, dov'è Crocetta? Sono tornato alla Sicilia praticamente da una decina di giorni, così. Sì, sono in Tunisia perché le vacanze di Natale fanno ingrassare maledettamente, mentre qui, siccome si sente poco, praticamente riesco a non incrementare il peso. Perché restando in Sicilia, praticamente fra cene da amici e parenti, è un problema. Alla fine fai un bilancio un po' pesante. Ecco, pensa te, da quando era presidente della regione, adesso pensa alle scene della famiglia, fantastiche queste storie che riusciamo a raccontare. Comunque Crocetta sempre simpaticissimo, tra l'altro Crocetta che entrerà e sa entrare bene nelle manovre finanziarie, nei meccanismi d'aula, in quello che comporta ovviamente è questa. Aspetta Crocetta un attimo, perché sennò mi faccia presentare gli altri ospiti, l'ho detto che è difficile. E allora ci colleghiamo invece con Caltanissetta, da Caltanissetta, Crocetta di Gela a Caltanissetta, dove c'è la nostra Rita Cinardi. Ciao Rita. Buonasera Luca, buonasera Giorgio. Noi abbiamo qualche piccolo problema con il collegamento, d'altronde a Caltanissetta qualche piccolo problema c'è sempre. C'è sempre, quel volto dietro di te lo riconosco. Assolutamente. Roberto Gambino qui con me è stato sindaco di Caltanissetta fino a maggio, quando poi ha vinto una coalizione di centrodestra. Adesso lui non è più sindaco, è consigliere di opposizione, sempre
di un movimento che si chiama Avanti Così, va a capo al Movimento 5 Stelle ed è vicepresidente nazionale dell'ANCI. Oh, è più che vogliamo, diamogli qualche altro. No, tra l'altro lo dico io una cosa, è uno dei come dire, più battaglieri, è uno dei più battaglieri diciamo cittadini di Caltanissetta per riavere l'acqua, questo sì, gliene diamo atto, le sue proteste insomma stanno facendo il giro d'Italia. Allora buonasera anche a Gambino. Antonio, ti ho lasciato per ultimo, insomma è qua con noi sempre il nostro Antonio Condorelli, insomma oggi argomenti diciamo di peso. Diciamo, bisogna capire cosa c'è sotto l'albero per i deputati regionali, cosa si stanno mettendo sotto l'albero e cosa ci sarà sotto l'albero per i siciliani. Senti, allora però partiamo così, guarda, oggi io ho chiesto alla nostra Simona Mazzone di chiedere alle persone, perché poi noi ce la raccontiamo sempre tra di noi, tra i politici, tra i rappresentanti delle istituzioni, associazioni eccetera, però ho chiesto a Simona Mazzone di andare in giro a chiedere ai cittadini cosa vogliono regalare ai politici a Natale. Vediamo cosa è venuto fuori, il servizio di Simona Mazzone con Gaetano Iudica. Che regalo far trovare i nostri politici sotto l'albero? L'onestà. Niente, quello che hanno tolto loro a me. Un incoraggiamento a migliorare le priorità della città. Nulla, perché non meritano nulla completamente, nella maniera più assoluta. La coscienza. Già il regalo gliel'ho fatto quando li ho votati. Un aumento di stipendio? I nostri politici non sono degni di regali. Ma non dolci, cose amare. E la dignità. Lettera con su scritto da oggi non prendete più 20.000-30.000 euro, ne prendete 2. Un bel regalo, un panettone. Un panettone. Perché? Perché sono troppo bravi. Un bel regalo. Più consapevolezza rispetto ad alcune problematiche. Parlo italiano? Non va. Le tasse che ci lasciano, che ci fanno pagare a noi durante tutto l'anno. Io più che altro farei delle richieste nei confronti delle persone. Meglio non dirlo. Facciamo trovare un bel panettone con una bottiglia, così festeggeranno la nostra salute. Una bellissima giornata, buon Natale a tutti voi. E questo era Salvini ieri assolto a Palermo. Allora, Barbagallo, Mancuso, Crocette, insomma. Parto io. Questo è il clima, questo è il clima, la gente, insomma, le persone che poi sono ormai disincantate, insomma, noi possiamo raccontarle come vogliamo, però questo è il clima. Vabbè, intanto saluto Rosario che non ci vediamo da un po', quindi almeno lo vedo in video, quindi mi fa piacere trovarlo in forma. Io devo dire che il servizio rispecchia quello che è, credo, l'animo dei siciliani. In questo mai come adesso i siciliani si aspettano soluzioni ai tanti problemi che ha la Sicilia, quindi l'auspicio è che la politica, a prescindere da chi è che ha responsabilità di governo e dal colore di chi governa, riesca a offrire delle soluzioni nel momento in cui si stanno votando le leggi più significative dell'anno, sia in Ars che a Roma c'è la manovra, quindi l'auspicio è che si occupi la politica di tutti i problemi e non si occupi del particolare. In fondo governare e amministrare significa soprattutto questo. Beh, però non sembra così, come sempre, non sembra così. Non sembra così, noi lo stiamo denunciando, però dobbiamo avere anche la consapevolezza, la speranza che in dirittura d'arrivo sia in Ars che col passaggio al Senato alcune cose possano migliorare. Noi ci siamo stupiti molto del fatto che non c'è un rigo sul tema della siccità in Sicilia, per le 3 province che in questo momento hanno l'acqua razionata, non c'è un rigo su quelle 2.000 famiglie che rischiano il 31 dicembre di finire senza un posto di lavoro e senza la garanzia della cassa integrazione. Mi riferisco ai lavoratori di Almaviva, a quelli di A2A, a quelli della vicenda Eni Versalis e ai 36 di Calat Ambiente, così come ai 62.000 lavoratori che oggi sono assolutamente irregolari. Abbiamo chiesto e ottenuto un emendamento che
prevede 500 nuovi ispettori del lavoro in Italia, abbiamo fatto altrettanto in Ars per il numero 150 e speriamo che venga votato, perché viviamo in una terra in cui ancora si muore di lavoro e in cui continua a essere troppo debole il controllo su alcune remunerazioni. Io l'ho denunciato più volte: nelle periferie delle nostre città, in Sicilia, a Catania, a Palermo, a Messina, banconisti e camerieri vengono pagati a 25-30 euro al giorno in nero, ed è un grande tema. Queste è, come dire, sono storie che noi conosciamo, non si riesce mai a trovare. E serve un ispettore al lavoro, ce ne sono in questo momento. Ma al di là di questo, abbiamo parlato di un sacco di cose. Ne servirebbero 400-500 e magari alcune cose banali si riuscirebbero a ottenere. Allora, entriamo nel vivo della nostra trasmissione. In qualche modo abbiamo titolato Finanziaria regionale, cosa c'è dentro? Allora, la domanda la ribalto alla nostra Miriam Di Peri, del quotidiano, giornalista del quotidiano La Repubblica, che ha seguito da Sala d'Ercole tutti i lavori che sono terminati praticamente poco fa, per riaggiornarsi a quando, Miriam? Per riaggiornarsi a domani, ma anche domani immagino che ci sarà, insomma, una fumata nera. È convocata per lunedì mattina la conferenza dei capigruppo e si cercherà di trovare la quadra, non semplicissima devo dire, sul maxi emendamento del governo, che in qualche modo è una finanziaria parallela. Dentro ci sono tantissime norme, adesso entreremo nel dettaglio, ha fatto saltare i nervi a tanti, sia nella maggioranza che nell'opposizione. Perché? Cosa c'è dentro? Spieghiamo ai nostri telespettatori che magari non sono... un maxi emendamento così... È vero, non ci si aspettava un maxi emendamento così corposo. Da mesi si lavora su un testo di finanziaria, che è quello che il governo ha presentato al Parlamento, e si sono analizzate tutte le singole proposte. Adesso è arrivato il maxi emendamento che sostanzialmente aggiunge delle nuove misure che il governo presenta oggi e chiede al Parlamento regionale di approvare quasi in simultanea. Cioè, praticamente succede questo: si discute su un testo di finanziaria che è quello dal quale si mettono ed escono determinate voci, poi chi non è contento comincia a mettere dentro in questo maxi emendamento, che, come dicevi tu, è una finanziaria parallela. Ecco qui che in qualche modo viene a mancare la serietà. Quando sono tutti d'accordo, questa manovra parallela va avanti, ovviamente non sempre, anzi quasi mai sono tutti d'accordo, no Miriam? E questo un po' in maniera estremamente sintetica. I maxi emendamenti sono due: ce n'è uno, come dicevi tu, che è quello in cui vengono aggiunte tutte le proposte dei deputati, e ce n'è un altro che è arrivato adesso in assemblea, che è quello del governo, ed è enorme. Dentro c'è un dissalatore che Renato Schifani vuole realizzare con i fondi della regione, ma dentro c'è la proposta per il nuovo Sicilia Express che sta per partire in questi minuti dal nord Italia per raggiungere oggi, tra poco, alle 3 parte, tra 5 minuti. Esatto, parte a brevissimo. Dentro ci sono le misure per la ZES unica e quindi i contributi alle aziende, o le agevolazioni fiscali, per meglio dire, alle aziende che scelgono di investire in Sicilia. Insomma, c'è tantissima roba. Qualcuno nella maggioranza sostiene che il governo abbia esagerato, non vi dico nell'opposizione. Allora, Mancuso, da vecchio lupo d'aula, insomma, uno che segue e ovviamente sta seguendo anche questi lavori, cosa sta succedendo? Ma una nota positiva: per il secondo anno non si va all'esercizio provvisorio, indispensabile per la Sicilia e per tutti i problemi della Sicilia. E poi non vedo novità rispetto a quelli che sono i max o i mini emendamenti. Ho fatto per 3 legislature il deputato regionale, ne ho visti di max emendamenti molto più corposi e con situazioni molto più discutibili. Io invece, rispetto al testo originario e rispetto ai max emendamenti che sono presentati, forse ne arriverà qualcun altro tra lunedì e martedì, vedo invece un'attenzione molto particolare a tutti i problemi che diceva Anthony poco fa. C'è uno sguardo alla Sicilia, ai siciliani, ai problemi veri, anche a quello della siccità,
e ci sono degli interventi. Cosa c'è per la siccità, Mancuso? Cosa c'è? Ci sono Così degli ci sta interventi ascoltando, al di là del PIOPERS, dove gli interventi sulle dighe sono già individuate, dove le attività sono partite affinché si possa recuperare il tempo perduto senza indicare quanto tempo siamo stati con interventi non fatti. Ci sono una serie di interventi urgenti come il dissalatore, che potrebbe essere una delle soluzioni per raggiungere appunto quelle parti della Sicilia che ancora hanno difficoltà. Non voglio fare qui, siamo sotto Natale, polemica su quella che è la gestione delle acque nelle varie province, dove le responsabilità delle ATI sono indispensabili, lo dico anche da presidente dell'ATI di Catania, quindi conosco un po' la materia. Conosco un po' la materia. Mancuso si senta libero invece di fare polemica, si scordi per 5 minuti che siamo a Natale. Cosa non funziona nel sistema idrico in Sicilia? Ma non funziona la programmazione, non funziona l'attenzione verso i gestori unici, non funziona neanche la comunicazione tra i sindaci rispetto alle responsabilità che dovrebbero avere nella gestione del proprio territorio, quindi c'è una situazione che naturalmente nel corso di questi mesi ci stiamo lavorando e le infrastrutture naturalmente hanno una carenza non indifferente in ogni provincia, forse quella di Catania di meno perché diciamo, viviamo sull'acqua, quindi rispetto a questo forse esageriamo a disperderne troppa, però rispetto a tutto questo io vedo invece una finanziaria molto vicina ai siciliani, ai lavoratori e ai comuni. Devo dire che questa volta la finanziaria regionale dà una mano d'aiuto a tutti i comuni siciliani, lo dico anche da sindaco e da consigliere nazionale dell'ANCI. Ci sono ancora delle cose che potrebbero essere inserite, però ho una visione positiva rispetto a quelle che possono essere. Cioè c'è una finanziaria che in qualche modo cammina aderente, diciamo, ai bisogni in questo momento. No, aderente no, bisogni sono così tanti che una finanziaria non basta. Certamente potremmo fare di più, ma ci sono tra qualche settimana, i decreti sono stati firmati settimana scorsa, tutti i fondi delle aree interne, delle FUA e di tutte quante quelle che sono risorse fresche nei territori possono aggiungere qualcosa di positivo alle cose che mancano nella finanziaria. È una finanziaria che ha anche qualche record, devo dire, di rilievo nazionale. Pensate che ieri nella finanziaria nazionale è stata messa nero su bianco quella che si chiama legge mancia, è una legge mancia che vale circa 100 milioni di euro in 3 anni. Ricordate queste cifre, in tutta Italia vengono distribuite ad associazioni, c'è il famoso elenco, e amici degli amici 100 milioni di euro in 3 anni. In Sicilia si parla di 80 milioni di euro in un anno. Quindi devo dire che i soldi volendo si possono trovare, è nella destinazione dei fondi che si gioca quella famosa partita tra maggioranza e opposizione in cui vediamo le sagre, vediamo tornare le sagre, i presepi, però sull'emergenza siccità ci sono qui in questo caso 20 milioni di euro che servono per un partenariato pubblico e privato. E poi c'è anche una norma che è importante, è quella che deriva da una battaglia che ha fatto Cateno De Luca quando attaccava Renato Schifani frontalmente e che riguarda i fondi dei comuni nei quali insistono parchi archeologici. Siccome questi fondi non andavano direttamente ai comuni, potrebbero in seguito a questa norma andare ai comuni. In questo caso il principale beneficiario sarebbe il comune di Taormina, dove governa Cateno De Luca. Quindi su questa finanziaria si sta giocando per l'ennesima volta una partita importante tra maggioranza e opposizione, giocata sulla distribuzione di questi fondi, dove diciamo che al momento lasciamo intravedere che l'esito sarà l'esatto contrario di quello che loro avevano detto. Non faremo più accordi sui fondi, non ci distribuiremo tra di noi a tavolino le cose, però in questo momento sembra ventilarsi quella brezza leggera di fondi alle associazioni che comunque resta in piedi. Barbagallo. Alcune precisazioni. Allora, sull'intervento che ha fatto Condorelli adesso, questo ordine del giorno firmato dal deputato della Lega che prevedeva 103 milioni in 3 anni è stato avversato in aula con una nottata che poi alla fine si è conclusa a colpi di maggioranza. Legge mancia nazionale. E che prevedeva
ha previsto con un ordine del giorno questa distribuzione a pioggia su interventi molto discutibili, se non per non dire altro. Il Partito Democratico e le opposizioni l'hanno votata contro, noi abbiamo destinato tutti i fondi parlamentari per l'assunzione di 500 nuovi ispettori del lavoro e per i fondi sulla ricerca del CNR che erano bloccati. Sulle riflessioni sull'acqua, io credo che faremmo peccato a banalizzare. C'è un'emergenza drammatica. Io ho avuto l'onore nella mia vita di fare il relatore sulla legge dell'acqua pubblica, che è la legge del 15. Quella legge oggi ancora in parte, dopo 2 governi centrodestra, è rimasta inattuata, con uno strabismo da parte del centrodestra che quando manda i commissari, anziché affidare le competenze ai sindaci, come invece siamo riusciti a fare in alcune parti della Sicilia, quando manda il commissario o individua un gestore privato o individua la società mista. E questo è inaccettabile per un governo che dovrebbe accompagnare invece le esigenze del territorio. Poi, Luca, non hanno funzionato i fondi del PNRR. Musumeci nel 2021 ha presentato 31 progetti per l'irriguo e se li ha fatti bocciare tutti e 31. Non è che quell'errore che prevedeva 400 milioni di euro non spesi è un errore che si può recuperare in 15 giorni, in un mese, in 3 mesi. È un errore che i siciliani pagheranno anni e continuiamo a pagare. Schifani, l'unico intervento, perché il tema non sono gli interventi di lungo periodo, le cabine di regia, i tavoli tecnici, il tema vero è che servono interventi urgenti e gli unici interventi urgenti che si sono inventati è acquistare 8 autobotti e ripararne 70 quando poi si sono accorti che mancavano gli autisti. L'emergenza idrica è finita. Come nei comuni, insomma, se non ci fossero stati quei sindaci, scusi Barbagallo, quei sindaci che hanno protestato. Ma quei sindaci avevano un tema tutto locale che poi alla fine, cioè, la regione era costretta a colpire Enna per salvare Caltanissetta o viceversa, e questo è inaccettabile nel 2024. Quindi dobbiamo avere la consapevolezza che la situazione è talmente grave e servono interventi urgenti, ma non di 20 milioni di euro. Qua servono interventi straordinari per garantire la normalità, che è lontanissima invece sul tema della siccità in Sicilia. L'unica speranza per fortuna è che ha piovuto, altrimenti in questo inverno già avremmo raccontato altre storie. Io non lo so, però voglio andare a Caltanissetta. Rita, lo chiedo a te, diciamo, poi fa intervenire anche Gambino. Diciamo, tu abiti a Caltanissetta, ogni quanto arriva l'acqua? Cioè ogni quanto c'è l'acqua dai rubinetti? Allora, diciamo che io sono stata tra le persone di Caltanissetta che ha subito particolarmente questo disagio, perché c'erano alcune strade cittadine dove arrivava anche ogni 15 giorni l'acqua per tutta l'estate, quindi ci sono stati momenti veramente di grande sofferenza, ma c'è di più, ci sono contrade dove l'acqua non è arrivata per 2 o 3 mesi addirittura. Oggi quando arriva l'acqua? Adesso siamo su turni di 5 giorni e ci riteniamo fortunati quasi in questo E che momento. giorno arriva l'acqua? Che giorno arriva l'acqua? Allora è diviso in zone, cioè Calcappa ha diviso la città in zone, quindi dipende, ogni 5 giorni si sa che quella zona avrà l'acqua, quindi non ti sto per dire, comunque ogni via appartiene a una zona. Cioè Gambino ci sarà, Gambino mi sente, no? Cioè Gambino ci sarà una famiglia, o una famiglia, insomma una zona di Caltanissetta che il 24 o il 25 gioirà perché come regalo di Natale avrà l'acqua che non ha potuto avere né prima e che non avrà dopo. Qui siamo nel 2024, a pochi giorni dal 2025, e mi sembra di raccontare una cosa che non sta né in cielo né in terra, una cosa anacronistica per un paese civile. Gambino. Sì, infatti, dico, l'anacronismo sta nel fatto che abbiamo i turni per l'acqua, già questa è una cosa anacronistica. Io ad aprile andai in trasmissione perché ci fu uno stop di 15 giorni dell'erogazione idrica da Ancipa, perché si è rotta 4 volte la condotta durante 15 giorni, e impazzivano, per esempio ad Agorà, a capire ma come avete l'acqua ogni 15 giorni e non vi è arrivata prima. Cioè qua era veramente, restavamo meravigliati del fatto che l'avevamo a giorni alterni, no? Ma a giorni alterni saremmo anche fortunati. Il problema, come diceva Barbagallo poco fa, adesso sta piovendo, il problema si risolve. Il problema è che non si risolve. Il problema grosso è che l'emergenza qua si risolve con l'avanza della pioggia. Noi non ci stiamo, perché ci sono una serie di misure che vanno attuate per l'emergenza idrica che risalgono al 2020 al governo Musumeci, che approvò con un decreto del settembre, se non sbaglio, 2020, le misure per la siccità.
Ora, se guardate questo decreto, queste misure che sono circa 95 pagine di decreto presidenziale fatto dal Presidente Musumeci, ci sono degli interventi a breve, medio e lungo termine. Ma gli interventi a breve termine, sapete qual è il primo intervento? Collaudo delle dighe. Ma il collaudo delle dighe è una cosa fondamentale, io non capisco perché non lo fanno. Perché in questo momento le dighe non collaudate invadono soltanto il 40% del volume massimo. Certo. Significa che appena superano il 40% sversano a mare. Questo è veramente una follia. Poi mi diranno pure che le dighe sono quelle per l'agricoltura. E allora vi faccio un altro ragionamento. Possiamo rispondere sul collaudo. Sono quelle per l'agricoltura, per l'irrigazione. Va bene, d'accordissimo. Ma sapete che succede a Caltanissetta? Al consorzio di bonifica gli danno l'acqua potabile. Cioè, per l'agricoltura viene data pure l'acqua dell'Ancipa per irrigare. Ragazzi, veramente siamo... Posso intervenire? Prego, Mancuso. Aspetti, cammino un attimo, che voglio intervenire qui da studio, insomma, perché ovviamente la situazione la conoscono tutti. Mancuso, prego. La gestione per le risorse idrica da dare agli utenti, quindi ai cittadini, in questo caso di Caltanissetta, dovrebbe essere in capo all'Atino, Caltacque, che fa una ricerca, così come... Non può dare l'acqua che non c'è arriva. Cioè, parliamoci chiaro. Mi pare che lei stesso ha fatto una ricerca di fonti di approvvigionamento tra Butera, tra Pian del Lago e tante altre risorse che possono essere inserite all'interno della gestione, del gestore unico. Anche lei ha indicato in modo preciso quali potevano essere le fonti di approvvigionamento. Quindi quello che riguarda invece i grandi invasi è un'altra storia, che riguarda infrastrutture molto più grandi. Ma se è vero quello che lei ha dichiarato, che a Butera avete trovato 90 litri, che a Pian del Lago ci sono altre fonti di finanziamento, se è tutto vero, perché non vi muovete in questo senso? Se è quello, le vostre dichiarazioni sono queste, per quale motivo non vi approvvigionate? Peraltro dite che quei pozzi che avete individuato a Geraci, a Pian del Lago, non hanno bisogno di potabilizzazione, ma possono essere immediatamente immessi in rete. Quindi rispetto a questo io non farei la battaglia dove c'è la colpa di qualcuno, c'è da lavorare, c'è da mettere all'interno del gestore unico altre risorse territoriali, le avete trovate, vorrei comprendere senza nessuna polemica perché ad oggi quelle risorse disponibili, Butera, Pian del Lago, Geraci, ce n'era qualcun'altra, non sono immesse nel sistema del gestore unico di Caltanissetta. Guardi, probabilmente le saranno arrivate delle informazioni sbagliate, perché noi abbiamo attivato, io preciso, sono stato sindaco della città e vicepresidente di ATI fino al 15 di giugno e abbiamo trovato i pozzi in contrada San Giuliano vicino Butera. I pozzi in contrada San Giuliano vicino Butera possono erogare ed erogano in questo momento 90 litri al secondo e che riescono a sopperire in parte alle esigenze della città, perché le esigenze della città di Caltanissetta sono esattamente 150 litri al secondo. Con questa quantità di fornitura idrica la città a H24 può andare a erogare servizi. Allora il ragionamento che lei faceva è un po' diverso, perché probabilmente sono arrivate informazioni sbagliate. Da San Giuliano arrivano 90 litri al secondo, ma dovete pensare che Ancipa doveva staccarsi il 15 novembre, qua è il bullo. Il 15 novembre doveva staccarsi Ancipa, da San Giuliano partivano 90 litri al secondo e ne arrivavano 20. La follia è questa, era una condotta colabrodo, quindi velocemente Sicilacque ha fatto un bypass di 1,5 km fatto in 15 giorni e se ne perde meno. Ma il problema è proprio questo, cioè perché si sapeva che noi abbiamo trovato i pozzi, altri hanno trovato i pozzi, li ha messi a disposizione. Perché questa condotta è stata riparata soltanto 15 giorni fa? Cosa c'entra?
Là è il problema. Quindi capire per quale motivo si continuava a Perché buttare non quella mettono l'acqua dentro? neanche l'acqua. Cosa c'entra? E non è una Poi questione dobbiamo andare in pubblicità. International per intervenire. Ma cosa c'entra? Prego, Crocetta, può parlare anche lei, tranquillamente. Siete tutti No, aperti, io non comportatevi vorrei bene. parlare così, però, perché devo parlare di finanziaria o dobbiamo parlare di acqua? Qua si intrecciano anche i due piani. No, si intrecciano fino a un certo punto. Perché una finanziaria regionale poi ha delle regole, perché qui le difficoltà, Barbagallo giustamente diceva, quando noi assistiamo a interventi a pioggia, che avevamo fra l'altro abolito per legge, perché per esempio sulla famosa tabella H noi avevamo fatto una legge per cui si partecipava ai bandi, c'erano delle valutazioni, si presentavano i rendiconti spese, eccetera, eccetera. Però qui adesso, visto che il tema è entrato nell'acqua, noi possiamo pensare che il problema dell'acqua si risolve con qualche interventino così da fare qua e là, perché c'è Caltanissetta, ma il problema quest'estate mica l'ha avuto solo Caltanissetta l'ha avuto in modo drammatico, così come l'ha avuto anche Agrigento, anche se dobbiamo dire che queste due province sono state da sempre con un grandissimo problema, considerato anche l'altissimo costo dell'acqua. Allora il tema è: cosa si vuole fare? Schifani dice che vuole i poteri speciali. Glieli ha dati questo governo i poteri speciali, considerato il fatto che nei prossimi anni l'emergenza acqua sarà l'emergenza continua, perché i cambiamenti climatici impongono brusche variazioni di comportamento che sicuramente non possono essere manco risolti dai singoli atti idrici a livello provinciale. In Sicilia si è fatta una riforma che ha letteralmente privatizzato tutto il sistema dell'acqua, la distribuzione a Sicilia, ma c'è un piano d'ambito regionale o provinciale? Ma di che stiamo parlando? Le tariffe poi vanno fissate a livello provinciale, per cui tu puoi pagare l'acqua a 50 a Palermo e la paghi a 100 a Caltanissetta o a Genova o ad Agrigento, e questo non mi pare che sia un tema. E chi lo stabilisce? Mi pare che tutta la discussione che sta facendo giustamente diceva Mancuso, Crocetta dice questo lo stabilisce l'autorità, però non è che recuperiamo i dissalatori. Quei dissalatori erano chiusi per due motivi, erano stati chiusi. Uno, perché non davano acqua potabile, due, perché i costi erano il triplo dell'acqua, il triplo, i cittadini non accendiamo un po' la trasmissione. Ma poi si possono riattivare. Allora. Per esempio il dissalatore di Gela, che conosco molto bene come situazione, è basato. Ma come mai è sul stato abbandonato, Presidente? Presidente, come mai è stato abbandonato questo dissalatore? Costo di... Però avete parlato per mezz'ora, adesso che io devo chiarire parlo un'ora e mezza dicendo tutta una serie di cose inesistenti. Non dovrei parlare. Ma perché Crocetta sta dicendo tutto, senza polemica? Staccare e basta, voi ve la cantate e voi ve la suonate. Crocetta, senza polemiche, però dai, stiamo parlando tutti. No, io non faccio assolutamente. No, lo so, infatti lo dico. Civile ho ascoltato, però stavo dicendo, il dissalatore, posso dire che è una cretinata quella che stanno facendo a livello regionale, una grossa cretinata. Il dissalatore praticamente basa la sua e poi magari interrompo e riprendo dopo. È basato sul fatto che si attiva il vapore, entra acqua marina, il vapore viene raffreddato con la stessa acqua del mare. Questo produce tecnicamente 10 gradi in più rispetto alla temperatura dell'acqua del mare, ma una volta la temperatura dell'acqua del mare, primi anni 60, 70, non è che era a 24 a 25 gradi, per cui tu arrivi ad acque che sono calde e non sono potabili, uno perché non sono calde, due perché la distribuzione anche discontinua praticamente favorisce la disincrostazione, per cui arrivano queste acque gialle, eccetera, eccetera. Ma seriamente si pensa che il problema dell'acqua può essere la manutenzione di qualche diga? Qui bisogna arrivare
una regione, lasciamo perdere gli atti Crocetta, devo andare in quello pubblicità. che dice giustamente il rappresentante di Caltanissetta, ma la regione deve fare un ragionamento serio sul ciclo integrato delle acque, e se il sistema di distribuzione dell'acqua oggi basato su Sicilia Acque e diamo indici funziona. Che succede? Ma no, non sta parlando di un altro mondo, Crocetta. Sta parlando di una situazione che non c'entra nulla con la gestione delle acque, si confondono le idee, soprattutto ai siciliani. La gestione delle acque, la gestione delle acque potabile a favore dei siciliani, quindi degli utenti, è su base provinciale, lo sa bene Crocetta. C'è una responsabilità del gestore unico, non c'è un gestore unico regionale, quella è un'altra cosa, si cambia la legge nazionale. E cosa sta facendo Schifani? Schifani sta facendo esattamente qualcosa in più rispetto a quello che non ha fatto anche Crocetta. Allora, fermiamoci, pubblicità. Miriam, ti dico una cosa a te, la dico a te, poi la dico a tutti. Sai che tra un po' ci colleghiamo col Sicilia Express? Sì. Siamo emozionati, così lo vediamo. Siamo emozionati perché vogliamo sapere questa cosa degli eventi a bordo con Miriam vogliamo sapere questa cosa degli eventi enogastronomici, musica, dice che c'è un sacco di attività, e anche qual è l'agenzia di comunicazione, perché c'è sfuggita questa sola. Allora, dopo la pubblicità. Rientriamo in studio, in diretta. Ecco, adesso vedo il ritorno, vedo il ritorno buono. Il biglietto no. Devo stare qua. Allora, che succede? Sento la sigla in sottofondo. Vabbè, ci siamo, credo che ci siamo. Mi vedo nel monitor, quindi vuol dire che siamo in onda. Allora, io mi viene da ridere perché ogni volta che facciamo queste cose siamo veramente siamo sul Sicilia Express. Io già vedo, siamo saliti a bordo del Sicilia Express. Indovinate chi c'è a bordo del Sicilia Express? Eccolo qua, mettiamolo in onda. Oh, Mario Barresi, eccolo qua. Buon pomeriggio. C'è Crocetta che ride, però guarda, c'è già Barresi, ma io quando vedo Barresi non posso che gioire. Ciao Presidente. Allora Mario. Ciao Mario. Anche Miriam, è stata ma non Miriam è vero a che sul Sicilia Express è un altro treno. Dove sei? No, allora devi dimostrarci che sei sul Sicilia Express, però Mario, perché sennò non ti crediamo. Aspetta, vediamo se. Allora, vi faccio vedere la brulla campagna piemontese, né? Perché è partito, essendo il treno siciliano, è partito con un po' di ritardo, perché doveva rispettare i nostri. Eccolo qua. Allora Mario, ci spieghi, intanto quando dovresti arrivare, perché insomma. Allora, il treno arriva sullo stretto di Messina domani mattina intorno alle 9, facendo delle fermate in altre città del nord Italia, Novara, Torino, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma, poi fa Napoli, Salerno, e poi c'è la lunga nottata verso lo stretto di Messina. Superato lo stretto e mangiato l'arancino sul traghetto, il treno si sdoppierà in 2 vagoni, uno andrà verso Palermo e l'altro verso Siracusa, facendo fermate nel Messinese. Il wifi non c'è sul coso, il wifi non c'è. Ogni tanto stacca, quindi c'è il wifi dentro il treno? Sì. Ma ancora non l'ho trovato, e questo è un altro problema. Io voglio quando arriveranno le gallerie. La cosa particolare è che non sarà un viaggio come tutti gli altri. In sede di presentazione, devo dire, suscitando anche la curiosità di tanti colleghi dei media piemontesi, l'hanno definito un viaggio esperienziale, con open bar, sale ristoranti, ci sono addirittura degli influencer e degli attori che allieteranno il viaggio, quindi sarà anche una cosa molto particolare. Ma come fa? Vagone per vagone? Come sarà organizzato? Vagone per vagone? C'è un vagone spettacolo? Come è organizzato? Leggete La Sicilia domani e lo scopriremo, perché ancora non lo so nemmeno io. Touché, ci sta. Ma Miriam, hai visto chi c'è sul treno?
Meraviglioso, guarda, mi avrebbe stupita il contrario, io ero sicura a Catania ancora che Mario ci sarebbe salito su quel treno. E allora, Ecco, Mario, ma al di là con Barbagallo ci chiedevamo se per caso siamo venuti a capo di quanto sta costando questo treno, perché di cifre ne abbiamo scritte tante, però appunto poi alla fine quella definitiva non la conosciamo ancora probabilmente. Luca, l'altro particolare è come parlare di corda in casa dell'impiccato. Dicevi, Mario? Luca, l'altro particolare, ora uscendo dallo scherzo e raccontando le cose anche con una certa serietà, è che alla stazione c'erano anche tantissimi ragazzi e anche diciamo coppie più attempate che non erano riusciti a prendere il biglietto. Perché magari speravano che ci fosse qualche defaillance, la possibilità di prenderlo all'ultimo momento, e molti mi raccontavano che per il caro voli hanno rinunciato definitivamente a trascorrere le ferie, perché chi ha 2 figli e chi deve fare 4 biglietti di andata e di ritorno diventa un costo insostenibile per famiglie più grandi. Senti Mario, ti volevo fare una domanda che ti fanno in realtà Miriam Di Peri e Anthony Barbagallo. Diciamo, questa operazione del treno quanto sta costando alla regione? I conti li daranno alla fine. Barbagallo. Ma io al di là dell'ironia, della battuta, quella vicenda del Sicilia Express nasconde tutto il dramma che stiamo vivendo in questi anni e testimonia l'incapacità del governo di trovare soluzioni anche banali a quella che è una vessazione a cura dei poteri forti delle compagnie aeree e delle società di gestione aeroportuali nel tempo che viviamo. Parliamoci chiari, siamo arrivati, Repubblica ha fatto un ottimo pezzo nei giorni scorsi a prezzi che sono 1000 volte in più rispetto al prezzo ordinario del biglietto sul Milano-Catania e sul Milano-Palermo. Di fronte a questo caro volo insopportabile, il governo nazionale e regionale non hanno messo in campo misure idonee. L'unica misura col decreto asset che prevedeva il blocco dell'algoritmo fatto col decreto legge dell'agosto del 2023 è stata bloccata in fase di conversione perché Ryanair ha protestato insieme con le altre compagnie. Quindi un governo che anziché tutelare i più deboli, quelli che a Torino o a Milano non ce la fanno e devono decidere se pagare l'affitto della casa o pagare il costo del biglietto aereo o non riescono a pagare il treno, anziché tutelare le fasce deboli della popolazione, tutela le potenti compagnie aeree, non solo togliendo il limite dell'algoritmo, ma non facendo neanche le cose elementari. Quindi il tema, al di là del viaggio esperienziale di Barresi, è incalzare oggi il governo anche per metterli attorno a un tavolo e a dire: voi come pensate di incidere su questo strapotere delle compagnie aeree, dove c'è anche un'attività evidente, perché guardate, i giornali si sono occupati a lungo della fusione ITA-Lufthansa, ma sul tema del caro voli, della continuità territoriale e dell'insularità, che ricordiamoci da 2 anni è stata inserita in Costituzione e continua a essere un principio evanescente, perché abbiamo il principio di insularità e poi la gente non trova il biglietto su un treno che ci mette 22 ore. Siamo tornati agli anni 60, ci manca a Barresi solo la valigia di cartone per testimoniare non so se ce l'ha, il dramma di vediamo. questa generazione. Non so se c'è. Sei partito con la valigia di cartone, Mario? No, ho soltanto uno zainetto. L'altra cosa che volevo aggiungere, che fa sorridere, però rientra nel discorso che stava facendo il segretario Barbagallo sulle difficoltà delle persone che si trovano al nord, è che stamattina prendendo il Catania-Torino per essere a Torino per la partenza, ho incontrato tantissime anziane signore, molte delle quali con l'assistenza, che stavano raggiungendo i loro figli e i loro nipoti al nord, perché mi raccontavano che costa di molto meno un biglietto nonna, per la zia, per la persona anziana, anziché spostarsi un intero nucleo. Quindi c'è un tragitto al contrario, cioè le vacanze non si fanno più in Sicilia ma si fanno al nord, perché costa meno, perché devono salire meno persone e ha un costo sicuramente più basso. Scusa, allora, è l'iniziativa della regione del caro voli, perché c'è
Mancuso lo ricorda bene, perché l'assessorato regionale alle infrastrutture ha previsto la copertura del costo del biglietto di 50 euro che dà un contributo fino al 50%. Fino al 50%. Che mi sembra un buon contributo. Certo, ma è assurdo che però tu, anziché incidere sulle compagnie aeree a monte, limitando l'algoritmo e imponendoli di fare più tratte, più corse, come dire, agevoli questa speculazione pagando il costo del biglietto, ma è una cosa fuori dal mondo. Chiedete quanto è costato. Però Barbagallo, qual è quell'impresa che si mette un tetto al margine di guadagno? Il problema è commerciale, ovviamente. No, il problema è l'algoritmo. Che c'entra? Il problema è l'algoritmo. Tu non puoi, se tu hai sempre lo stesso costo, perché nel momento di maggiore traffico e affluenza devi alimentare il costo del biglietto? Dovrebbe essere il contrario, proprio perché c'è più traffico diminuisce il costo, è una speculazione e dovrebbe intervenire anche l'autorità, come più volte abbiamo invocato. La concorrenza abbasserebbe i prezzi. Il governo regionale Luca, posso dire la mia? Sì, un attimo, stava intervenendo Mancuso. Il governo regionale in atto è l'unico governo che ha aiutato i siciliani su questo tema, dove ha investito milioni di euro a favore dei viaggiatori. Nessun altro governo lo ha fatto ed è l'unica cosa che può fare un governo regionale. Non c'è bisogno che si dica che è vero o non è vero, perché sono i fatti, ed è l'unico governo regionale. Poi secondo me è anche un fatto, culturale. Ma perché litigate? Che vi siete? Che mi sono perso io? No, poi non mi litigo. No, perché litigate? Che mi sono perso? Assolutamente, mi fa troppa simpatia per litigare con Crocetta da sempre, quindi anche quindi, non posso dire che l'ho votato, il voto è segreto, quindi allora rispetto a questo poi altri voti. Crocetta, forse ti ho votato, non mi ricordo bene, ma forse ti ho votato. C'era un momento in cui... Allora, rispetto a questo, poi, per esperienza personale, io ho 2 figli che abitano lontano da questa terra, sono rientrati oggi. E io dico, è un fatto culturale, hanno fatto i biglietti a settembre e li hanno fatti con un prezzo normale. Io vorrei comprendere qual è la colpa del governo regionale sul caro voli. Non c'è colpa. Non c'è, il tema è il governo regionale è tenuto ogni anno entro il 31 dicembre a fare la conferenza di servizi per l'individuazione delle tratte della continuità territoriale, manco l'ha fatta. Quindi voglio dire, cioè, le colpe sono... Abbiamo Miriam e poi vado in pubblicità. Io ho bisogno, come dire, di porre l'accento su quello che sta succedendo, perché sarà questa barbetta incolta che lo rende quasi Pietro Savastano, lo fa somigliare a Pietro Savastano, ma io non riesco a riconoscere Fabio Mancuso. Cioè, chiedo anche agli altri colleghi, questa versione così, questa difesa del governo regionale, che è successo? C'è un miracolo di Natale sotto i nostri occhi e non ce ne avevamo accorti. Qualcuno doveva dirlo, ecco. Miriam, forse abbiamo toccato gli argomenti che naturalmente favoriscono quello che è una posizione a favore del governo Schifani. Se ne tocchiamo altri vedremo che succede. Parliamo di sanità. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, buoni tutti. Mario, ci puoi aspettare o ti saluto adesso? Però io non lo so, d'altronde fino a domani mattina. Io volevo soltanto dire che l'unica soluzione strutturale è il modello Sardegna, perché la lotta contro gli algoritmi è una lotta contro i mulini. E la regione non fa la conferenza di servizi. Però Aricò diceva Aricò ha detto in questa trasmissione. Ha investito tantissimo, ci vuole il modello Sardegna, solo che noi siamo 5 milioni, i sardi sono 10 volte meno, e quindi ci vuole un impegno anche trasversale. Tutta la nostra pattuglia in Parlamento, di destra e di sinistra, si deve sforzare secondo me per proporre il modello Sardegna, dei biglietti calmeriati tutto l'anno, non soltanto per le feste, come in Sardegna. Il problema è il reperire i fondi, si rinuncia a qualcosa e si investe su questo, perché il problema è molto sentito. Io sono per la compagnia di bandiera, sarò come dire una voce fuori dal coro, però io penso che solo con la concorrenza si può abbassare il prezzo dei biglietti, e con una compagnia che faccia gli interessi dei siciliani, pur guadagnando meno, chi lo sa. Pubblicità, poi torniamo. Sicilia Express, Miriam, Barbagallo, Condorelli, Mancuso, Crocetta, la Tunisia. Prima delle pubblicità, ma quanto costa il biglietto per tornare in Sicilia dalla Tunisia, Crocetta?
La prossima volta io non accetterò i corni a distanza, prenderò un biglietto aereo, fra l'altro apriranno un volo che è diretto su Catania e quindi la prossima volta concordiamo, perché è più bello stare in studio. Ma gliel'ho detto tante volte io però. Gliel'ho detto tante volte. Ma quanto costa il biglietto per tornare a Catania dalla Tunisia? Quanto costa, Crocetta? Un giorno prima e pretendi che io possa venire. Ma sempre, è polemico Crocetta. Quanto costa il biglietto per tornare dalla Tunisia? Ma dipende, certe volte costa l'ira di Dio. Per esempio in questo periodo tutti i biglietti, io l'altra volta praticamente per arrivare a Catania mi costava meno andare a Parigi e poi fare Parigi-Catania che venire da Roma, perché non c'era il volo per Palermo né per Catania diretto da qui, Catania. E io sono dovuto andare, perché a Roma io dovevo fare un volo in cui andavo prima a Roma, poi a Milano e poi mi costava in tutto circa 800 euro di sola andata. Pazzesco. Praticamente facendomi da Parigi ho speso 516 euro, che sembra una cifra, perché anche se la colpa non era mia, perché era un caso di urgenza, dovevo partecipare al funerale di una persona cara e quindi è una cosa di emergenza, però guardate che si arrivano a prezzi assurdi quando non c'è il diretto Tunisi. Fra l'altro non si capisce, io ho parlato anche con il presidente dell'aeroporto di Catania, Torrisi, che condivide anche col direttore di Tunisair, per accelerare questo volo da Catania, perché l'aeroporto di Catania sarebbe addirittura un volo Catania-Monastir, e siccome dall'Italia non c'è nessun collegamento diretto a Monastir, Catania potrebbe diventare hub italiano per questo tipo di collegamento, e quindi con un incremento forte, come vedete, anche se non ci sono, non ama apparire, eccetera. Lavoro anche per la Sicilia. Va bene, allora pubblicità, torniamo subito dopo. Rientriamo in diretta. Allora, prima di continuare il nostro dibattito, saluto Miriam Di Peri, che deve andare ovviamente a scrivere, a lavorare per il suo giornale, La Repubblica. Miriam, intanto grazie, buon Natale. In chiusura, ce ne dai 2 o 3 cose più curiose che sono dentro questa finanziaria, insomma, quelle che fanno arrabbiare? C'è questo €1 milione sul Sicilia Express di cui parlavamo poco fa. Vedremo cosa si inventerà il governo da qui a qualche mese. Tra le misure contese continuano ad esserci quelle per il turismo, Luca. Capiremo come finirà questa partita, se verrà tutto inserito effettivamente nel fondo unico per lo spettacolo, se transiteranno questi fondi dai comuni, se ci sarà un bando o se alla fine nel maxi emendamento del governo verranno fuori delle mini e micro prebende ad enti e associazioni amiche. Lo scopriremo soltanto leggendo il maxi emendamento del Parlamento. Oggi tanti quotidiani, insomma, che certamente non sono vicini al governo, hanno puntato il dito su tutte queste agenzie di comunicazione, insomma, anche diciamo, regionali e anche nazionali. Insomma, sembra ancora questo il tema, no? Speriamo insomma che sia una stagione che si possa archiviare, ma temo che ne scriveremo ancora. Grazie Miriam, buon Natale. Allora ci rivediamo poi ovviamente a tutti. La prossima settimana o l'anno prossimo, vedremo, insomma, organizzeremo per fare un punto diciamo anche su quello che è stato l'anno della regione, quindi vedremo come ci organizzeremo questa settimana. Intanto buon Natale e passalo insomma serenamente come credi, come sia meglio per te. Grazie Miriam, un abbraccio grande, resta collegato con noi Mario Barresi, Rosario Crocetta, Anthony Barbagallo. Prego, che c'è Barbagallo? No, chiedo di intervenire con Miriam. No, Miriam liberiamola. Deve andare a lavoro, già l'abbiamo liberata. Vabbè. Allora, sì, che succede? No, ci sono alcuni temi che non abbiamo trattato e su cui c'è un grande silenzio da parte del governo, che meritavano di essere affrontati in manovra, a partire dalla sanità pubblica. Non c'è un rigo per eliminare le liste d'attesa e tutte le manovre che sono state effettuate fino ad ora non hanno eliminato
e non hanno inciso sulle liste d'attesa, c'è stato l'effetto opposto, anzi c'è stato un continuo spostamento di risorse pubbliche dalla sanità pubblica al privato, ma i risultati sulle liste d'attesa non ce ne sono stati. Poi c'è la vicenda AST, su cui ci saremmo aspettati da tempo già misure più efficaci. Questa è una terra, lo ricordo, i telespettatori lo sanno bene, dove i ragazzi non riescono ad andare puntuali a scuola perché non c'è un servizio di trasporto pubblico locale. L'AST è diventato un carrozzone che non funziona più, si aspetta ogni volta un intervento per provare a rimediare, ma l'unico intervento che si sta provando a fare è quello di fare questo maxi appalto per i concessionari di trasporto pubblico privati, per cedergli una quota che supera pure quella dei termovalorizzatori in termini di affari. Allora, nel frattempo sono tornati anche in collegamento Rita Cinardi con Roberto Gammino, ex sindaco di Caltanissetta, quindi insomma abbiamo riaperto la finestra su Caltanissetta, però io da Caltanissetta mi sposterei anche ad Agrigento, Crocetta. Agrigento dal 1° gennaio sarà capitale italiana della cultura. Si può fare tanto quando arrivano questi titoli, però purtroppo ad Agrigento di sagre ora sono rimasti, ci sono un sacco di 4 milioni di sagre, si fa. Vediamo insomma come è finita. Io sono andato lì a vedere che cosa è successo, ve la racconto in questo modo. Essere utilizzate per la sanità pubblica, per sistemare. Io ve la racconto in questo modo perché sono andato là e poi la commentiamo insieme. Questo è tutto quello che ho trovato ad Agrigento, prossima capitale nazionale della cultura. Non è pronto il servizio, però insomma credo a breve mi daranno un cenno dalla regia. Crocetta, allora cosa stava dicendo prima insomma sulla questione scusi, acqua, perché c'è Mancuso che insomma non vi siete trovati molto d'accordo. Io dicevo il problema, i singoli ATO eccetera, è chiaro che l'affrontano secondo le proprie competenze. Però se il Presidente della Regione ha poteri speciali, cosa che non sono riuscito a ottenere io, deve fare un ragionamento completamente di altro livello. Noi dobbiamo arrivare, dicevo, al ciclo integrato delle acque. Cosa significa il ciclo integrato delle acque? L'acqua dei, per esempio, depuratori deve finire a mare dopo che l'abbiamo depurata? No. Occorrerebbe fare impianti di sanificazione successiva all'acqua e utilizzare quell'acqua per l'agricoltura. Quanta acqua risparmieremmo? L'acqua delle dighe non andrebbe per le campagne, andrebbe per usi potabili. L'altra questione ogni volta che parla Crocetta c'è Mancuso che sgrana gli occhi, io non capisco perché dice, che dice? No, che sta dicendo Mancuso? L'acqua delle dighe non può andare a sopperire l'acqua potabile per gli utenti, no? Lei proprio però a me non mi può manco vivere, voglio dire, lei ha parlato, è in studio, deve capire che io ho una difficoltà. Ma io non ho detto niente, e quindi se lei mi interrompe mentre io parlo è chiaro che lei non consente il mio intervento. No, ma mi dispiace, io non interrompo mai nessuno. Dicendo, oppure non le piace che io citi il governo regionale? No, ma assolutamente, non figuriamo. Lei faccia il presidente del lato, non il difensore di Schifani. Allora, l'altra questione qual è? Il problema quindi l'acqua delle dighe non andrebbe più usata per l'agricoltura, ma andrebbe poi potabilizzata e usata per gli usi civili, gli abitanti, per usi potabili. La questione qual è? Abbiamo i dissalatori che vuoi fare, li devi fare di nuova generazione, perché se tu usi poi il petrolio... Ma con quali soldi, Crocetta? Con quali soldi? Costano un sacco di soldi tutti questi interventi. Chi li deve fare? Sono stati stanziati per i dissalatori e voi pensate, con i soldi del PNR, con i soldi del ponte, con tanti soldi, perché quando si vogliono fare le cose i soldi si trovano. Giusto. È chiaro che l'emergenza delle emergenze è l'acqua in Sicilia. Perché io nel PNR non metto i fondi per risolvere questo problema? Che è un problema di civiltà. Agrigento sarà capitale della cultura quest'anno. Dopodiché faremo trovare ai turisti una città assetata.
Allora, i dissalatori li vuoi fare di nuova generazione, non la riparazione allora, Crocetta, di quelli che hanno dei colabrodo. Allora, mi dicono dalla regia che è pronto il servizio, poi torniamo anche a Caltanissetta. Da Agrigento questa è la situazione a pochi giorni da capitale italiana della cultura. Agrigento beneficia finalmente, dopo averci provato per un paio di anni, di questa straordinaria possibilità, quindi salire agli altari, diciamo, per così dire, di quella che è la storia della cultura nell'ambito di queste manifestazioni e quindi diventare per il 2025 capitale italiana della cultura. Perché? Perché è un progetto che è stato redatto in maniera valida, ha considerato non soltanto la città in quanto tale, ma ha coinvolto all'interno di questo progetto i 43 comuni che ne fanno parte, fra cui anche Lampedusa, che è la porta sul Mediterraneo. Quindi un grande progetto che, presentato al Ministero, consta di 44 appuntamenti che partiranno appunto un altro anno, con quella che è la giornata iniziale, che sarà il 18 di gennaio, con la inaugurazione da parte del Capo dello Stato qui ad Agrigento. A questi si innerveranno, dicevo, tutte quelle che sono le altre manifestazioni che dal territorio, dal parco, alla Sovrintendenza, al Teatro Pirandello, al Conservatorio, possono farne parte, e in più abbiamo una veramente ricca ed entusiasmante qualità di progetti che da altre parti d'Italia vogliono venire ad atterrare a Agrigento. Noi riceviamo già tantissime chiamate, mail, o comunque chiedono informazione anche ai tour operator con cui noi collaboriamo, per cercare di capire appunto cosa troveranno. E oggi, inutile nasconderlo, dobbiamo dire che è tutto in programma, è tutto un work in progress. Prima si è perso tanto tempo per far approvare in Consiglio Comunale lo statuto, e poi si è perso anche tempo nel mettere su questa macchina diciamo da guerra della fondazione. Non ha, come dire, la sensazione, in qualche modo, come dire, anche la paura, no? Che, diciamo, tutta la città possa perdere qualcosa con... Assolutamente no, può soltanto guadagnare la città. Agrigento qualcosa la guadagnerà sicuramente, anche dal punto di vista dei servizi. Ma uno dei progetti indicati nel dossier che ha fatto sì che Agrigento vincesse questa entusiasmante gara per diventare capitale italiana della cultura, c'è anche la messa in acqua di un catamarano di più di 60 metri specializzato nel soccorso in mare delle persone. Questo doveva significare, come dire, la nostra vocazione anche di terra dell'accoglienza, e doveva farsi insieme al comune di Lampedusa. Doveva cominciare a gennaio. Io penso che se un catamarano dovesse essere messo in acqua a gennaio, già come minimo dovrebbe essere in porto pronto per salpare. Non c'è assoluta traccia di questo fantomatico catamarano. Ti faccio un altro esempio: noi qui abbiamo Caltabellotta, che è la città della pace, perché nel 1300 ci fu la pace tra gli Angioini e gli Aragonesi, c'era il giardino della pace dalle parti di Ribera, poi una marcia per la pace che da Ribera doveva arrivare fino a Caltabellotta, la città della pace, ma c'è un problema: la strada nel frattempo è franata. Quindi anche questo temo che sia un progetto che è di difficile attuazione. Accelerare è proprio il termine che io utilizzo ogni giorno con tutti gli stakeholders interessati al grande evento. Proprio per questo motivo ho voluto già mettere intorno a un tavolo tutti gli attori principali. Con un mio provvedimento ho voluto cristallizzare un tavolo permanente in prefettura, quindi ho istituito una cabina di coordinamento che lavorerà settimanalmente. E questo è il dossier. Noi siamo chiaramente in ritardo, ma l'altro fattaccio sono i 5 milioni di capitale che ci ha dato la Regione, perché questi arrivano intorno a aprile, vanno con un progetto e ne escono con un altro, ha delle cose che però onestamente noi non abbiamo visto, perché abbiamo 1,3 milioni per il volo, che forse è l'unica cosa che è stata effettivamente vista abbondantemente, anzi sono fatta anche molta satira. Canto lirico italiano patrimonio UNESCO, ci sono una serie di teatri, costo 120.000 euro, ma non li abbiamo visti. L'arte contemporanea e rigenerazione urbana e paesaggistica, 270.000 euro.
L'età chiaramontana, 30.000 euro. Centro storico, siti, castelli della provincia, ma non li abbiamo visti. Agrigento medievale, luoghi del Chiaramonte, 40.000 euro. Questi sono tutti eventi che si sarebbero questa è una delibera della cabina di regia svolgere nel 2024. entro dicembre 2024. L'Efebo d'Oro, che neanche quest'anno siamo riusciti a riportare in città, ma 35.000 euro erano state appostate. C'era un talk con tra l'altro un artista ancora da individuare, poteva essere Aldo Cazzullo, Cristoforo, ancora non sapevo neanche chi, ma comunque non l'abbiamo visto. 40.000 euro. Acranet, scuole, siti archeologici, 30.000 euro, teatro didattico, settimana pirandelliana. E dove sono finiti questi 4 milioni di euro? E c'è anche questa, le donne del Chiaramonte, che è una mostra, 300.000 euro. Ma il sindaco, diciamo che su questo taglia i ponti con la città, col consiglio comunale, con la fondazione, noi non ne sappiamo nulla. In quel finanziamento che la regione Sicilia ci aveva dato, quei famosi 4 milioni per le attività collaterali e alla preparazione del 2025, io avevo inserito anche un bando dove dovevo coinvolgere esclusivamente l'associazione culturale del territorio agrigentina e della provincia, cosa che è stato slittato col finanziamento del 2025 perché si è preferito, a detta della cabina di regia e detto anche dalla regione siciliana, aveva avuto i suoi buoni motivi, di dedicare queste somme ad eventi molto più grandi, come un esempio della registrazione del volo che andrà in prima serata al Canale 5 sia il 24 dicembre che il 25 di dicembre. Quanto vale tutta questa operazione in termini di denaro? Guarda, già sono 5 milioni che ci ha dato la regione, 2024 4, 1 milione arriverà nel 2025, già sono 5, più 3 milioni e mezzo, se non ricordo male, vale il dossier di Capitale della Cultura, siamo a 8 e mezzo, più credo che dal Ministero arriverà, o comunque da Roma arriverà qualche altro finanziamento, quindi parliamo di almeno 10 milioni di euro. Vi siete posti, diciamo, come dire, come obiettivo di lasciare qualcosa anche alla città e alla provincia dopo questo anno? Allora, guardi, io sono un economista della cultura, sono professore di economia e beni culturali. Sarebbe una follia non pensare a far sì che questo grande evento si chiuda e si spenga il 31/12/2025. Questo è Agrigento Capitale della Cultura, ci fermiamo, pubblicità, poi commentiamo questo e salutiamo gli ospiti, abbiamo gli ultimi 5 minuti di trasmissione. Allora, rientriamo, abbiamo 2 minuti e mezzo d'orologio per i saluti, per gli auguri di buon Natale, non possiamo andare oltre. Barbagallo, velocemente, se voleva aggiungere anche qualcosa su questa storia dell'Agrigento. Ma solo per esprimere tutta la nostra preoccupazione, è la seconda volta che la Sicilia ha una capitale della cultura, dopo Palermo ora Agrigento, potrebbe essere una grande occasione, ma il servizio di oggi e i dati in nostro possesso ci fanno molto preoccupare, speriamo che nelle prossime settimane si inverte il trend, perché purtroppo non pensiamo a nulla di buono. L'altra cosa proprio telegrafica è che sia nella manovra regionale che nella manovra nazionale non c'è un rigo che riguarda la lotta alla mafia e la lotta alla criminalità organizzata, è una vergogna. Mancuso. No, vi faccio gli auguri di Natale a voi e ai vostri telespettatori, grazie per averci sostenuto, non nelle azioni ma sicuramente nella presenza qui al vostro punto annuale, complimenti veramente, speriamo il prossimo anno di fare meglio di quest'anno. Grazie, grazie. Allora, saluto anche da Caltanissetta Roberto Gammino e Rita Cinardi, questo collegamento lo dobbiamo perfezionare, Gammino e Rita Cinardi. Dobbiamo perfezionare, tra l'altro dall'esterno siamo all'interno perché piove, meno male che piove. Non potete, bel regalo di Natale, no Gammino? Un bel regalo di Natale. Assolutamente sì, però corriamo il pericolo che se piove troppo poi alla fine si sposta l'attenzione sull'emergenza idrica. L'emergenza idrica per noi e per l'intera Sicilia ritengo che sia uno dei punti fondamentali, al di sopra delle prebende che si istituiranno come la finanziaria, al di sopra di tutto il resto. Ritengo che c'è soprattutto una finanziaria degli interventi strutturali che ci consentono di utilizzare al meglio le risorse. E poi una piccola
l'audio, non riusciamo a percepire bene l'audio, insomma. Allora facciamo così, Cammina, è una promessa, prendo un impegno con lei e con i nostri telespettatori. Vediamo se riusciamo a ristabilire un collegamento migliore la prossima settimana, tanto il problema dell'acqua rimane anche la prossima settimana. Vediamo come farete a buttare l'acqua per la pasta del cenone di San Silvestro. Quindi ci rivediamo la prossima settimana. Grazie Gammino. Crocetta, dove passerà il Natale? A casa di amici italiani che si trovano qui, sì. Stringendomi ai siciliani naturalmente. Io auguro ogni bene ai siciliani e auguro veramente un Natale prosperoso. Purtroppo, come diceva Gramsci, pessimismo dell'intelligenza e ottimismo della volontà. Va bene, grazie. Non vedo grandi prospettive. Senta Crocetta, lei l'aspetta in studio la prossima volta. Sul terreno dell'acqua viaggiano, sono miopi. Perché il problema non sono le risorse. Ne riparliamo, Crocetta, devo chiudere perché ho un tassativo. Non sanno che fare. Grazie a te Luca. Grazie. E grazie anche a tutti gli ospiti. Crocetta, l'aspetto in studio, mi raccomando, l'aspetto in studio. Interventi. L'aspetto in studio. Grazie Antonio, buon Natale anche a te e ci rivediamo il 28. Abbiamo 2 ospitoni il 28, quindi non me li anticipo, però già li sappiamo. Grazie, buon Natale a tutti. Appuntamento alla prossima settimana, sempre qui, Il Punto.